Attimi di paura questa mattina poco dopo le 11 lungo la tangenziale di Treviso, in carreggiata ovest, quando un camion che procedeva da Silea verso Paese ha improvvisamente preso fuoco poco prima dello svincolo per l'ospedale. Il camionista fortunatamente è riuscito ad uscire dal mezzo e a mettersi in salvo chiamando i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a domare le fiamme. Il mezzo è andato praticamente distrutto. Se fortunatamente non ci sono state conseguenze per le persone, pesanti sono stati invece i disagi alla circolazione, con code sia nella carreggiata dove si trovava il camion sia in quella opposta per curiosi che rallentavano alla vista delle fiamme. Traffico in tilt dunque per tutta la mattina, con lunghe code di auto che poi si sono riversate sulla viabilità ordinaria della città, intasando sia la Postumia che il Put. Dopo la rimozione del camion, infatti, è stato necessario un intervento di pulizia della carreggiata con una riduzione delle corsie e di conseguenti rallentamenti che hanno creato disagi anche alla viabilità d'accesso all'ospedale da parte delle ambulanze, costrette a farsi largo tra le vetture in coda. Una giornata di passione dunque per il traffico, anticipo di quello che si potrebbe verificare da lunedì prossimo lungo la tangenziale di Treviso, con l'avvio dei lavori di restauro per il viadotto di Sant'Angelo ed il restringimento della carreggiata.